Assessore Regione Protezione Civile, protagonisti anche per questo giro, un giro particolarissimo che ovviamente onora i luoghi del 50°. Beh, li onora simbolicamente anche con la partenza dalla caserma Goi Pantanali che abbiamo in carico da parte dell'esercito e provvederemo già a un avvio di lavori che consentiranno, questo già a giorni, consentirà di avere il luogo centrale di quelle che saranno il ricordo di questi 50 anni, quindi sicuramente la tappa del Giro d'Italia, ma anche la concelebrazione del Cardinal Zuppi e oltre a questo il concerto in ricordo delle persone che sono mancate di Bocelli, quindi un'occasione importante. Siamo qua anche con tutti i sindaci per cercare di fare quadrato attorno alla vicenda del Giro d'Italia, che resta ovviamente uno dei punti importanti del lavoro che stiamo facendo in questo anno, che consideriamo impegnativo e lungo. 27 comuni coinvolti, oggi si saprà anche quanti volontari saranno impegnati? Beh, insomma, magari puntualmente forse oggi no, comunque insomma, dobbiamo organizzare un'attività importante, diciamo che siamo anche abbastanza collaudati, ma insomma, volevamo fare il punto insieme con tutti per cercare di capire come muoverci anche rispetto a un appuntamento che non è neanche troppo lontano. Rispetto alle sfide passate che questa regione ha vissuto con il Giro d'Italia, questa è la più impegnativa? Ma ogni sfida è impegnativa, sicuramente questo ha un peso particolare, perché a 50 anni da quell'evento diciamo che dobbiamo sempre essere all'altezza di Enzo Cainer, non è una cosa così scontata.